È il 10 dicembre del 2024. È una notte gelida e in un sobborgo di Seren del Grappa, non si sa dove, arrivano due cicloviaggiatori molto, molto affannati. E quindi, dopo 10 mesi di viaggio instancabile, dal 10 gennaio al 10 dicembre, 11 mesi, abbiamo qui con noi questi due cicloviaggiatori, Aire e Lili. Da dietro le quinte ci segue anche la cagnolina Schnook. Sì. E grazie per essere qui. Applausi. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. Detto questo, io non ricordo la prima domanda che devo farvi, quindi passo subito il microfono a Veronica. Eccomi, ciao a tutti. Allora, noi volevamo chiedervi, prima di tutto, sappiamo che avete fatto una trasferta, appunto, nel 2024, una lunga trasferta in bici e avete girato quasi mezzo mondo, possiamo dire. E ultimamente siete anche diventati famosi, vi stanno chiamando, ecco, per raccontare la vostra traversata, ecco. E quindi chi siamo noi per non avervi qui? E volevamo chiedervi com'era nata questa idea, perché l'avete fatto? Vi spiego un po' il contesto. Io sono andato in India nel 2023 a lavorare, a imparare a costruire case sull'albero con un'azienda, una unit di Auroville, che è la città dove sono andato, nel sud-est dell'India, una unit di Auroville, e si chiama Treehouse Community. E quindi ho fatto questo anno di non pagato volontario, però di lavoro anche con Tricare, che è un'azienda lì dell'India, e ho conosciuto Lili. Conoscendoci abbiamo capito di avere tante passioni in comune, e a me era rimasta un po' questo sapore di viaggio in bicicletta in bocca dall'estate prima del 2022, in cui dopo 6 anni di lavoro ho lasciato, come termotecnico e caldaista, ho lasciato il lavoro, ho avuto un'estate di libertà, diciamo così. Ho fatto un viaggio in bicicletta dal nord dell'Italia al sud dell'Italia, e diciamo che ho potuto farlo dopo 6 anni di lavoro. Ho potuto farlo dopo 6 anni di lavoro perché con le ferie non è possibile. Insomma, ho fatto questo viaggio in bici e arrivato in India mi è rimasta questa idea di come sarebbe fare un viaggio in bicicletta per tornare a casa. Da solo non me la sarei mai sentita, per fortuna che ho conosciuto Lili e con lei, lei si presenta e poi vi dico come è nata. I introduce myself. Yeah. My name is Lily, and I am German by nationality, but I grew up in India. So I moved to the south of India, to Tamil Nadu, to a town called Oroville, which Ira just mentioned, when I was 3 years old, and I spent most of my life there, as well as studying in the UK and a few other excursions. But I met Ira in Oroville, and through our joint passion for trees. So I was working with Tree Care, which is a team of arborists, and I had been working with the Treehouse community for 3 years before that. Questa idea di come sarebbe tornare a casa in bicicletta dal sud dell'India, da solo non me la sarei sentita. Ci conoscevamo, stavamo insieme da un paio di mesi e con tante passioni in comune, e quindi ci siamo trovati per tante cose. E un giorno le ho chiesto: ma ti andrebbe, così proprio mi è uscita, ma ti andrebbe di fare sud dell'India, Italia in bicicletta? E lei, e questa è una storia che ho detto un sacco di volte, in meno di 3 secondi fa: sì, andiamo, ma dobbiamo portare Schnook, perché Schnook è il primo amore di Lili. Io sono sul podio, forse secondo, forse terzo, non si sa. C'è anche sua sorella in ballo comunque. E così è nata l'idea. E poi ci sono stati 6 mesi in realtà di programmazione, e il fatto che Lili aveva la sua vita lì, io volevo tornare a casa, era connettere le nostre case, e ci sono stati 6 mesi di preparazione in effetti per cercare di trovare sponsor, capire la strada, capire come fare, trovare l'attrezzatura, e questo è stato, direi, quasi un lavoro, nuova esperienza che ci ha insegnato tanto, per dire, oltre al viaggio. Poi vabbè, questa è un'altra storia. Comunque così è nata l'idea. Cosa è successo nel viaggio? Io non lo anticipo, però già mi sa di qualcosa in più rispetto a un viaggio di scoperta. Volevate cercare oppure anche diffondere delle conoscenze. È nata da abbiamo tante passioni in comune, vogliamo sì, ok, il viaggio, l'avventura, scambio culturale, vedere i posti,
ma c'erano anche altri fattori, che uno, per dire, era ridurre il nostro impatto sull'ambiente, che non è poco, ma fare quello che possiamo, far vedere che è possibile, e l'altro era, abbiamo tante passioni in comune, impariamo, cerchiamo di imparare e poi magari condividere la conoscenza su qualcosa. Quindi abbiamo visitato tante scuole, siamo andati a visitare tanti progetti e abbiamo imparato e condiviso tanti saperi che hanno delle tematiche principali, comunque magari ve lo diremo dopo, o Lili. Quindi tutto un bagaglio culturale che arrivati a casa sicuramente possiamo riutilizzare. The guiding idea was learning, and for us that meant questioning what are these shared passions that we have, and how can we learn more, and how can we share our excitement for this knowledge that we want to gain, and how can we share that knowledge. So we realized we both care about trees. We want to be climbing trees, caring for trees. So that's how we realized that conservation is an important topic. And Oroville, the place I grew up, is an incredible example of reforestation and afforestation in the world. It was a very barren landscape when it was founded, and then within the almost 60 years of its existence, it has brought back the native forest. So what we're looking at is conservation of native species. So how do we either bring back or repair damaged forests or native ecosystems? And that became one of our topics. So we really narrowed it down to 3 topics that we wanted to learn about, and then according to that we visited projects who were working in those fields. So we decided to learn more about conservation of native species, which is of course different in every area and very important. The kind of biodiversity ecosystems face across India as such diversity, but also across the world, and we were curious to see the differences, and really interested in a sustainable lifestyle overall. Like, what does it mean? Because we've engaged on this journey, we want to travel sustainably. We've decided, and this is also what we ask people, like, why do you think we're cycling instead of taking a flight, right? It would be much easier to go from Oroville to Razai within 24 hours we can have reached, but we've taken this journey because we want to experience, we want to, cover the ground, as you say in English. It's a nice phrase which means to really experience the journey. And that means we're engaging in a cultural exchange and a knowledge exchange, and really understanding that sustainable is local. So sustainable is different wherever you are, because not everywhere do you have wood to build with, not everywhere do you have trees to build in, but maybe if you're in a desert you have to build with different materials so that a building is cooling itself, so that you can collect rainwater. Maybe you don't have rainwater because it doesn't rain in your area. How do you collect dew? Or different systems of building in a way that is attuned to the environment and the ecosystem, the climate that you live in. And a lot of that is backward looking. So it's looking at traditionally how did people survive in these areas? And we're curious how to combine that with our current modern knowledge and technology. So that's, and then the projects were farms. We visited a lot of places where they're trying to bring back forests, urban forests, land-based regenerative projects, basically. And and then of course also many schools and universities, alternative learning systems. So in India we visited many different types of education, where people are homeschooled or unschoolers, or government schools, private schools, to understand how are children and young people learning about and relating to the environment and to these issues, and how can we become the catalyst for a conversation. Aspetta, ma tutto questo bagaglio con cui siete tornati a casa, posso chiedervi, questo non era scritto nel copione ma la faccio lo stesso la domanda, qui siete andati in tantissime parti, in tantissimi enti di vario tipo, avete conosciuto tantissime persone. Quello che mi ha detto Lili in 3 minuti, sicuramente proporzionato a 11 mesi, vi ha creato dentro di voi qualcosa che adesso com'è che si sfoga qui in questo territorio dove... Parlo per me, rispondo nel mio caso, abbiamo visto tante cose, tante pratiche in diverse anche campi di applicazione, e come prima cosa abbiamo dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, che bisogna avere un lavoro, o se non hai i soldi messi da parte devi lavorare per fare le tue passioni, no? Quindi adesso, per dire, inizieremo a lavorare entrambi nei campi di interesse che abbiamo.
e tanta parte del sapere che abbiamo acquisito, delle cose che vorremmo provare a fare, perché poi questa è una delle questioni. Sì, te la possono spiegare, puoi provarci, ma poi devi buttarti e farle con tante cose. Poi io sono uno pratico, quindi penso a cose geodetiche, le sfere, le cupole o il forno in terra cruda per la pizza o per il pane. Tutta una serie di questioni, e penso al pratico, ma abbiamo visitato tanti progetti che non erano robe pratiche, erano gestione umana, come gestire, come approcciarsi a certe problematiche, che in India vuol dire una cosa, qui un'altra. Quindi non tutte le conoscenze che abbiamo acquisito, che vorremmo mettere in pratica, riusciamo subito a metterle in pratica, ma sono lì, sono un bagaglio culturale e di conoscenza, di consapevolezza, di knowledge. Tante cose non vediamo l'ora di metterle in pratica, e ci vuole un attimo di tempo, no? Ci stiamo abituando a essere tornati, troviamo un lavoro, troviamo degli equilibri, e poi in testa ne abbiamo programmate per un po'. E bisogna crederci e starci dietro e farle, però facendo quello che piace è un altro discorso. Come siete riusciti insomma ad affrontare gli ostacoli, e come nella vostra vita e come questo vi ha aiutato nella vostra vita di tutti i giorni, ad esempio adattandovi alle situazioni, o comunque essendo più pronti a vedere anche opportunità dove altri potrebbero vedere problemi? Hai detto, è stato uno dei consigli di tanti per dire di farsi dei progetti, di avere degli obiettivi giornalieri o durante il viaggio in bici, ma di essere pronti a un attimo riadattare e non attaccarsi troppo agli obiettivi. È importante avere una meta, questo perché hai detto una frase che mi ha fatto venire in mente questo. È un buon segreto per affrontare le fatiche di tutti i giorni, che sono sete, fame, sonno, e questo è una roba che provi un po' moltiplicata in viaggio in bici. Però abbiamo seguito i nostri ritmi, come diceva prima Lili, per quello abbiamo risolto cercando di seguire i nostri ritmi, e quindi diciamo che l'unico o il più grande problema che abbiamo avuto è stato legato alla burocrazia che abbiamo incontrato, legata al viaggiare con Snook attraverso la Cina con mezzi pubblici. Questo è il problema. Faccio breve perché è lunga la storia, però è stata una settimana incredibilmente stressante, perché nessuno parla inglese, i cellulari non le applicazioni WhatsApp, Google Maps non funzionano, devi avere la VPN, no? La connessione che ti fa sembrare connesso dall'Europa per utilizzare alcune app, e neanche loro sanno come fare col cane, anche insomma, quindi là è stato, alla fine abbiamo volato, e il vantaggio è stato che situazione di stress così alto, qualsiasi cosa ci sia capitata dopo, una passeggiata. Se prima magari ci preoccupavamo, poi lo stress c'è sempre, ma è anche lì un esercizio giornaliero che va imparato, che lavori, che non lavori, cioè nella vita è facile farsi stressare, in alcune situazioni può essere questo appunto un fattore moltiplicante, come viaggiare in bici col cane, però il resto ci è sembrata una passeggiata. Because we weren't allowed to, that was another thing. In China, in Tibet, you were not allowed to stay in your tent. So we were stuck in Chengdu at this point in China, mainland China. We're not allowed to sleep in our tent. We can't afford to hire a car. We're not allowed to take the train. So we have to probably fly, but then we are not. So as foreigners, you have to stay in specific hotels. But with a dog, you can't stay in any of those hotels. We're not allowed to sleep in our tent. And we're like, what do we do? So then so we went to the airport and we're like, all right, well, we just put our tent in the airport. Abbiamo fatto tanti spezzettoni e fuori camera, ma siamo arrivati a un compromesso. Noi diremo ciao e voi ci saluterete. Ciao! Ciao! Grazie per averci seguito, grazie per essere stati qui e averci raccontato in 2 lingue tante cose nuove. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui su Voce Fonechè.